Allora, se domani, buongiorno intanto, scusate, se domani scendiamo in campo a solito nostro, parlo della Juventus Sporting, domani sera, partita dei quarti di finale di Europa League, andata, giochiamo allo stadium. Se entriamo in campo come di solito, il signor Allegri prepara le partite che attendiamo e poi speriamo in un contropiede, ripartiamo e speriamo che i nostri attaccanti la buttino dentro dopo vari tentativi, perché per fare un gol la Juve deve fare non so quanti tiri in porta, se ci riesce. Abbiamo un centravanti che è un armadio, che alla Fiorentina segnava così come io mi mangio un panino col wuster, semplicemente. Invece qua con la Juve sembra un'altra persona, sembra, non lo so, non sarà colpa sua, sarà colpa del gioco del signor Max Allegri. Fatto sta, ragazzi, che se stasera, anzi domani sera, la Juve entra in campo al solito per attendere l'avversario e poi ripartire, noi non faremo un punto. Si scende in campo per giocare, signor Allegri, attaccare, pressare alti, come ha fatto ieri l'Inter con il Benfica. Ha annullato il Benfica, quelli sembravano la Juventus, il Benfica ieri sembrava la Juve, tutte che festeggiavano quei passaggi, ma un tiro in porta non l'hanno fatto, un tiro in porta non l'hanno fatto. E l'Inter ha vinto 2-0 a casa loro, 2-0. Noi ne abbiamo presi 4, e 2 a Torino, 6 gol. Quindi se non scendiamo in campo per giocare a calcio, niente, tanto vale che ce ne torniamo zitti a nascondere e si spera che l'anno prossimo si cambi musica in qualche modo, perché onestamente guardare queste partite della Juve, che sei là davanti alla TV morto, svenuto, perché non vedi nessun accenno di cattiveria, di gioco, di proposizione, non c'è niente. Aspettiamo l'avversario, subiamo tutta la partita, poi c'è una palla lunga, un affondo di chiesa o di quadrato grosso, e se va bene dentro, dobbiamo aspettare che tutto va bene e la palla finisca dentro. Ma non si possono vedere queste partite. Ora io domani che partita devo vedere? Al solito che aspettiamo l'avversario, attendivista per il pareggio, poi casomai vinciamo domani. Quindi mi auguro di vedere una partita diversa, perché onestamente queste partite non si possono guardare, questo tipo di gioco non si può guardare e basta. Quindi dobbiamo vincere e dobbiamo giocare soprattutto. Che dire, l'Inter ieri ha annullato il Benfica, lo ha annullato perché giocava col pressing alto, non ha fatto ragionare il Benfica, 2 bei golletti li ha fatti. Ora a San Siro hanno quel bel 2-0, lo possono gestire tranquillamente. Dovrebbe succedere proprio la fine del mondo, un cataclisma per capovolgere le cose. La palla è rotonda, cari, non è, vabbè, 2-0.
come l'ha fatto l'Inter, lo può fare il Benfica, ma non con quella mentalità, non con quel gioco. Ma comunque l'Inter ha un piede in semifinale. Stasera c'è Milan-Napoli, vediamo come si svolge questa partita, o si chiude oggi o si rimanda al Maradona per il ritorno, dipende con che mentalità entra il Milan in campo. Vabbè, signori miei, buona partita per stasera e buona partita per domani, speriamo bene. Ciao.